Occupano le case per i turisti e ci bivaccano, organizzando festini e furti a base di droga e alcol. Accade a Venezia città, per lo più in zona Castello, la denuncia dell'associazione Affittanze Brevi. Associazione a delinquere, frode fiscale, truffa allo Stato e riciclaggio, 20 milioni di euro sequestrati e 9 persone arrestate, il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza di Venezia. Picchiava e minacciava la compagna, costringendola a violenze di ogni tipo. Iesolano arrestato dalla polizia, l'uomo ora si trova nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. 54enne di Riccione arrestato dai carabinieri di Eraclea dopo che con un complice aveva rapinato un 87enne spruzzandogli uno spray urticante all'interno della propria abitazione. Animali utilizzati anche in Veneto per il riciclaggio di denaro sporco, a dirlo il rapporto Zoomafia 2023 di Lava e Fondazione Caponnetto, nel mirino il traffico illecito di cuccioli. In Consiglio regionale le opposizioni bocciano senza appello la legge di bilancio. Secondo i consiglieri la manovra non affronta i grandi problemi che colpiscono i cittadini. Salvini ha precettato lo sciopero trasporti di venerdì 15 ridotto a 4 ore dalle 9 alle 13. AVM e ACTV ha annunciato la possibile astensione dei lavoratori con i conseguenti disservizi e cancellazioni. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano l'allarme relativo all'occupazione di case per turisti in centro città a Venezia, usate poi per organizzare festini e furti. Occupano appartamenti usati per le affittanze brevi, organizzano festini abusivi e spesso a base di droga e alcol. È l'ultima tendenza di criminali, ladri e faccendieri. Anche dopo giorni lasciano la casa violata nel degrado e lo sporco più totale, ma non prima di aver rubato quanto è possibile depredare, lavatrici comprese. A Venezia città 3 i casi accertati ad oggi e riferiti all'ultima settimana, con numerosissimi tentativi di effrazione. Il sestiere di Castello, da Santa Maria Formosa a via Garibaldi, l'area più colpita. La denuncia della portavoce veneziana di Breve, associazione che riunisce i proprietari degli appartamenti che si occupano dell'affittanze brevi, appunto. Pare che questi ultimi che sono entrati nell'appartamento di un signore di Milano abbiano fumato migliaia di sigarette, abbiano sporcato ovunque. Sono proprio violazioni ma per atti vandalici e piccoli furti. Rubano, non so, la televisione o il forno microonde, cioè piccole cose. E con il danno alla beffa, con i proprietari delle case depredate anche nel mirino delle Leone da Sastiera. Sui social i proprietari con offese e insulti irripetibili vengono trattati alla steregua dei ladri vandali. Quindi attenzione, perché stiamo leggendo dei commenti piuttosto aggressivi dove la vittima, cioè il locatore, diventa carnefice praticamente di se stesso. Non ha molto senso tutto questo. Oltre a tenere alta la guardia, i consigli anti-intrusione, visto anche l'attuale periodo festivo. Suggeriamo di non lasciare comunque le chiavi all'interno della cassettina in questo periodo, perché è evidente che sono prese di mira da queste bande. Operazione della Guardia di Finanza di Venezia che ha sequestrato circa 20 milioni di euro e arrestato 9 persone. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato circa 20 milioni di euro ed eseguito 9 arresti con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato e al riciclaggio nell'ambito di un'indagine diretta dalla Procura di Padova ed eseguita dai finanzieri della Compagnia di Milano. Contestualmente, con la collaborazione di reparti delle Fiamme Gialle di Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo e altre province italiane, sono state effettuate circa 50 perquisizioni locali e personali. Partite dall'ipotesi di frode fiscale e contributiva, le indagini si sono ampliate inglobando la truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso la creazione e la commercializzazione di falsi crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi, nonché di riciclaggio internazionale dei proventi illeciti con la collaborazione di criminalità locale e soggetti di origine sinica. Gli arrestati sono un cittadino cinese residente in provincia di Padova, ritenuto gestore di una rete di riciclaggio che mediante fatture per operazioni inesistenti, scambiate
scambiate tra società con sedi in Europa e in Cina avrebbe permesso ad evasori e criminali di ripulire il denaro illecitamente accumulato. Gli altri arrestati sono invece tutti italiani, residenti nelle province di Venezia, Padova, Ravenna, Roma e La Spezia, alcuni dei quali con precedenti per reati di natura economico-finanziaria ed in un caso un commercialista con una condanna per aver favorito una cosca 'ndranghetista. Picchiava e minacciava la compagna, iesolano arrestato dalla polizia. È stato arrestato nei giorni scorsi un cittadino residente a Jesolo accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza fisica e psicologica alla compagna, atti persecutori e violazione di domicilio. Lei, vittima dei suoi abusi e soprusi, per sottrarsi alle violenze, si era trovata anche costretta a lasciare la casa di sua proprietà, mentre il suo aguzzino continuava ad occuparla senza alcun titolo. Violenze proseguite fino alla denuncia di lei, che ha permesso agli agenti del settore anticrimine della squadra volante del commissariato di Jesolo, con gli uomini del reparto UOPI, unità operative di primo intervento della questura, di applicare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Venezia. L'uomo ora si trova al Santa Maria Maggiore di Venezia. Un 54enne di Riccione è stato arrestato dai carabinieri di Eraclea dopo che assieme ad un complice aveva rapinato un 87enne all'interno della sua abitazione spruzzandogli uno spray urticante. L'arrestato è accusato di rapina impropria aggravata e usurpazione di titoli, visto che all'inizio si era presentato all'anziano come carabiniere. E adesso il rapporto Zoomafia 2023 di LAV e Fondazione Caponnetto. Cani utilizzati dalle associazioni di stampo mafioso anche per i combattimenti illegali e ancora bracconaggio, traffico illegale di fauna selvatica e di cuccioli in arrivo dall'est, con un procedimento aperto in procura a Venezia e 2 indagati. A Padova e Verona il numero maggiore di procedimenti per maltrattamenti di animali, con un totale di 125 indagati, ma spetta a Treviso e Vicenza il triste resoconto per uccisione di animali, con quasi una ventina di indagati e altrettanti procedimenti aperti nelle rispettive procure. A dirle il rapporto Zoomafia Veneto 2023, riferito ai dati 2022, stilato da LAV con il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto, illustrato a Mestre. Da premettere che i dati analizzati riguardano tutte le forme di maltrattamento di animali, anche quelle comuni, quindi non soltanto quelle perpetrate da gruppi organizzati o da vere associazioni malavitose. Analizziamo appunto lo sfruttamento degli animali nelle varie forme più diverse. Numeri preoccupanti che aprono le porte di scenari inquietanti e inaspettati, con una diminuzione del 30% dei casi rispetto al 2021. Questo non significa però che la diminuzione corrisponda a una oggettiva ed effettiva diminuzione delle forme di maltrattamento di animali, ma semplicemente che c'è stata una minore attività investigativa. Animali utilizzati anche come riciclaggio del denaro sporco. C'è la possibilità di introiti e anche forme di riciclaggio. Basti pensare al traffico di cuccioli, che vede per la sua posizione geografica questa regione una delle regioni più attive. Maxi sequestro di sigarette di contrabbando eseguito dalla Guardia di Finanza di Treviso. Doveva trasportare dei pannelli di faggio quell'auto articolato fermato alle 2 del mattino dagli uomini della Guardia di Finanza di Treviso nei pressi del casello autostradale di Venezia Est, e invece all'interno, nascoste dietro al legname, c'erano 3 tonnellate di sigarette di contrabbando del valore commerciale di 720.000 euro, 14.400 stecche di bionde, marchio Rothmans Blue e vase imposte per 575.000 euro. Si tratta di uno dei sequestri più rilevanti avvenuti su strada di tabacchi lavorati esteri importati in contrabbando nel territorio nazionale. Il mezzo pesante posto sotto sequestro, così come il suo contenuto, era entrato in Italia attraverso il valico di confine di Tarvisio e formalmente era diretto in Puglia. Il pagamento in contanti al casello, il procedere incerto del TIR hanno indotto gli uomini delle Fiamme Gialle ad approfondire, scoprendo non solo le sigarette, ma anche la doppia documentazione di viaggio che i 2 conducenti tenevano in cabina. Una prima riferita solo ai 700 metri quadrati di pannelli di faggio, la seconda invece a merce non meglio specificata, prelevata in Polonia vicino a Cracovia e acquistata da un'impresa anonima con sede in Campania.
abbiamo arrestato i 2 conducenti che sono stati ritenuti responsabili del trasporto illegale e che dovranno ora rispondere del grave reato di contrabbando. La politica con le opposizioni in Consiglio regionale che bocciano la legge di bilancio. Qui manca la visione, qui non si affrontano quelli che sono i temi reali che negli ultimi mesi, anni, sono emersi. Un'inflazione galoppante, una situazione mondiale che sta mettendo in difficoltà le nostre imprese. Il periodo non è dei più facili neanche per una regione economicamente forte come il Veneto. Eppure la legge di bilancio presentata a Palazzo Ferrofini dalla Giunta Zaia, secondo le opposizioni, non affronta i problemi dei cittadini, riducendosi per certi versi ad un mero esercizio contabile che manca di prospettiva politica e non dà risposte alle emergenze che si vivono in regione. L'emergenza sanitaria e sociale, l'emergenza dell'assenza di piani industriali per l'agricoltura e per rispondere all'emergenza siccità e le emergenze ambientali. E abbiamo richiesto che, così come il presidente Zaia indebita la regione del Veneto per le Olimpiadi con 85 milioni di debito, così faccia per investire in veri servizi e in una vera eredità per i veneti di oggi e del futuro. E a proposito di spese per le Olimpiadi, le opposizioni hanno approfittato della presenza in aula di Luca Zaia per consegnargli un singolare regalo di Natale. Gli abbiamo regalato una slitta perché sembra avere una grandissima passione per il bob, skeleton e slittino, e quindi ecco, ho ritenuto fosse opportuno dargli questo piccolo regalo perché possa, diciamo così, accontentarsi di giocare con questo e di lasciare stare la pista di bob a Cortina. La manovra, peraltro, secondo le opposizioni, non gode neanche di particolare entusiasmo da parte dei consiglieri che la votano. La stessa maggioranza in questo bilancio non può fare emendamenti, cosa che trovo assolutamente insensata, in quanto è lo stesso Consiglio regionale ad approvare il bilancio della Regione, quindi è una maggioranza anche su questo divisa. Non possiamo far finta che in questi 14 anni il mondo non sia cambiato e che il Veneto abbia bisogno di una nuova narrazione per stare al passo con l'ambiente, con i giovani, con le nuove politiche sociali, con la sanità e con tutto il tema della legalità. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. L'intervento del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha ridotto le ore di sciopero del trasporto pubblico locale previste per venerdì. Inizialmente lo sciopero del trasporto pubblico locale sarebbe dovuto durare per 24 ore dalla mezzanotte di domani fino ininterrottamente alla stessa ora di venerdì. Sarebbe stato un altro giorno di passione e grandi disagi per i collegamenti in città per 24 ore, in particolare per i collegamenti acquei in laguna di Montoscafi e Vaporetti. Invece l'intervento del Ministro ai Trasporti Matteo Salvini, che ha ancora una volta precettato i lavoratori, ha scongiurato la paralisi. Lo sciopero proclamato da USB ci sarà, ma solo per 4 ore dalle 9:30 alle 13:30 di venerdì. Una scelta che ha creato non poche polemiche anche tra i sindacati, come spiega il sindacalista Alberto Cancian. Il ministro Salvini ancora una volta, invece di rispondere e cercare una soluzione ai problemi che ogni volta noi gli poniamo, si nasconde sempre dietro la propria campagna elettorale, declassando lo sciopero da 24 a 4 ore, accusando i lavoratori del trasporto pubblico locale di fare lo sciopero casualmente o il venerdì o il lunedì per il weekend lungo, cosa assolutamente non vera, perché lo sanno tutti che chi lavora nel trasporto pubblico locale non ha i sabati e le domeniche a casa. I lavoratori e le lavoratrici del trasporto pubblico locale avanzano e mettono sul tavolo le richieste che sono ripetute ormai da tempo e risapute ai tavoli. Noi chiediamo aumenti salariali, da troppo tempo i nostri contratti sono fermi e il costo della vita aumenta sempre di più. Chiediamo sicurezza sul posto di lavoro, da tanti anni abbiamo troppi infortuni e soprattutto troppe morti sul posto di lavoro. Voltiamo pagina a Jesolo nel fine settimana, quinta edizione della Youth League 2023, la più grande manifestazione sportiva giovanile di karate. 4.135 atleti iscritti provenienti da 81 paesi in rappresentanza di tutti i 5 continenti. 802 coach tecnici che accompagnano questi ragazzi
che hanno un'età compresa tra i 12 e i 21 anni. Termina con numeri da record la quinta edizione della Youth League Venice 2023, la manifestazione sportiva di karate giovanile più grande di sempre. Il Palazzo del Turismo di Jesolo è diventato per 4 giorni il tappeto più grande del mondo ad accogliere i giovani atleti. Quinta tappa del circuito mondiale della Coppa del Mondo, perché la Youth League in realtà è la Coppa del Mondo giovanile, che si sviluppa durante tutto l'anno solare in 5 sedi diverse, sotto l'egida della World Karate Federation, e l'ultimo appuntamento, ormai da 5 anni, si svolge qui a Jesolo. La manifestazione è organizzata dalla World Karate Federation e dalla Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, riconosciuta dal Comitato Olimpico Italiano, anche se il karate non sarà presente come disciplina alle prossime Olimpiadi, ma sarà protagonista nel 2026 con i propri giovani atleti in Senegal. Edizione quella del 2023 che guarda già al prossimo anno. È un test di prova per il prossimo anno dove la Federazione Italiana insieme alla World Karate Federation è fiera di ospitare il primo campionato del mondo in assoluto organizzato in terra italiana, in questa splendida location che dà la possibilità a una gestione gara veramente ottimale. Dallo scorso fine settimana anche Burano ha il suo mercatino di Natale, la cui prima edizione rappresenta la novità nel panorama delle iniziative natalizie veneziane del 2023. Inserita nel palinsesto delle città in festa, l'evento organizzato da varie realtà del territorio e si tiene nella zona pescheria. Oltre al weekend d'apertura, i mercatini saranno aperti dalle 12 alle 19:30 del prossimo fine settimana con gruppi di canto e l'arrivo in barca di Babbo Natale. Con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, tempo dunque in via di miglioramento. Il dettaglio di giovedì 14 dicembre. Sul Veneto inizialmente avremo nubi basse e nebbie diffuse, ma nuvolosità in diminuzione con il passare delle ore. Non sono escluse maggiori schiarite dal pomeriggio, specie sui monti. Di sera ancora riduzioni della visibilità. Temperature con andamento piuttosto irregolare, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 7 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino saranno possibili delle foschie, ma come ci mostra la grafica saranno in sollevamento a seguire e prevarrà il sole. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una nuvolosità residua al mattino, poi ampio soleggiamento. Temperature minime tra 3 e meno 3 gradi, massime sui 4-9 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.